Streetnews.it, siamo qui al Teatro Nadur di Cicciano per la terza edizione dell'Amore Conta in memoria di Vincenzo Napoletano. Una serata che unisce lo spettacolo alla solidarietà. Parte degli introiti saranno infatti devoluti all'AIRC. Quanto è importante Davide, che è Davide Napoletano, è l'organizzatore di tutto l'evento, quanto è importante creare serate del genere? Innanzitutto serate del genere ti riempiono il cuore di gioia, poi fare una serata così, soprattutto dove il devoluto va in beneficenza, e quest'oggi è stato dato appunto all'AIRC, una grande associazione nazionale per ricerca appunto del cancro. È una cosa da fare, almeno una volta all'anno. Chiunque di noi potesse fare qualcosa di buono per il prossimo lo può tranquillamente fare, e poi ci sono queste grandi associazioni che sconfiggono appunto i tumori e tante malattie che al mondo d'oggi purtroppo sono all'ordine del giorno, ecco. La serata è giunta ormai al termine, una carrellata di artisti. Com'è andata? Adesso vado a casa a dormire col sorriso sulle labbra, è stato bellissimo. La terza edizione, soprattutto i due presentatori Maurizio ed Ada, veramente hanno dato un tocco di classe a questa bellissima serata, e poi ringrazio come sempre tutti gli artisti che hanno deciso di venire a questa grande manifestazione. Ricordiamo che Davide Napoletano è anche il direttore di Street News, un quotidiano online, quindi credere nei propri sogni per raggiungere i propri obiettivi, mai fermarsi, andare avanti. Eh sì, infatti, questa è veramente una grande redazione composta da tanti ragazzi validi come te e tutti gli altri che sono qui dietro le quinte. Io li voglio ringraziare perché sono dei ragazzi veramente che mi danno forza, appunto, di credere nel mio progetto. Streetnews.it non è solo una grande redazione, ma per me è una grande famiglia. Non resta che salutare tutto il pubblico e il più caloroso saluto a tutti i lettori di Street News. Ciao a tutti i lettori di Street News, un bacio forte lo mando a mio fratello Vincenzo. Questa serata era in memoria di mio fratello, e soprattutto fate del bene perché è la cosa importante. Ciao. Grazie, ciao.